rosso in segno di porpora regale, in mano una canna in segno di scettro e un fascio di spine sulla testa in segno di corona. Guardiamo quella corona di spine. O spine ingrate, così voi tormentate il vostro Creatore? La Santa Sindone riporta 75 ferite su quel capo. I soldati, perché le spine con le sole mani non entravano più dentro a traforare quella divina testa, con la stessa canna gli calcavano a tutta forza quella barbara corona. Contempliamo i rivi di sangue, guardiamo quel volto, guardiamo quel capo trafitto e chiediamogli perdono. Quelle piaghe le ho prodotte pure io con i miei peccati. Ma quelle stesse piaghe, quelle piaghe del volto, della corona, sono per me il rifugio, sono per me conforto. Togliamo dal capo di Gesù la corona di spine. Poniamo quella corona davanti alla Madonna Addolorata. Gesù è appeso alla croce. Precedentemente però i soldati cominciarono a percuoterlo da tutte le parti, tanto da renderlo grondante di sangue. Apparvero prima le lividure. Guardiamo i lividi di Gesù in croce. Guardiamo quei lividi che i nostri padri hanno disegnato e che oggi rivediamo sul corpo di Gesù. Guardiamo quelle ferite nel suo corpo, segno della sua flagellazione. La Santa Sindone ritrova nel corpo dell'uomo 120 colpi, 120 ferite in tutto il corpo,
riducendo quel corpo di Gesù, Signore nostro, a colui che non ha apparenza e né bellezza per attirare i nostri sguardi. Gesù è tutto lacero e quei barbari aggiunsero feriti a ferite, dolori a dolori. Amato nostro Signore Gesù, noi vi ammiriamo, tutto lacerato per noi. Non possiamo dunque più dubitare che tu ci ami, che ci ami molto. Ogni vostra piaga è un contrassegno purtroppo certo del vostro amore per noi. Gesù, senza riserva, mi dai il tuo sangue, perché io mi possa mettere sotto quelle piaghe per poter essere lavato, per poter essere dissetato, per poter essere guarito, per poter essere liberato. Appena è giunto Gesù al Calvario, tutto addolorato e stanco, ci dice il profeta Isaia che poteva contare tutte le sue ossa. Al nostro Redentore gli vengono tolte le vesti, ormai attaccate alle sue lacere carni, e con terribile spasimo gliele strapparono di dosso, riaprendo quelle piaghe dolorose. Prendono il corpo di Gesù. Per quei genitori che portano dentro al loro cuore un dolore per i propri figli, perché morti, perché scomparsi, perché in strade non buone. Signore, in quel chiodo, in quella piaga della mano sinistra, trovino rifugio i genitori. Signore, contemplandoti vediamo la piaga del tuo costato. Un fiume esce da quel costato lacerato. Signore, racchiudi i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi. Racchiudi Paolo, racchiudi Simone. Fa che in quel costato possano trovare la dolcezza della tua amicizia, del dare la vita per te. Signore, contempliamo il chiodo della tua mano destra e contemplandolo ti affidiamo gli ammalati nel corpo, ti affidiamo le mamme malate,
i papà ammalati, ti affidiamo i bambini malati, i ragazzi malati, ma ti affidiamo in modo particolare gli ammalati dello spirito, coloro che soffrono di depressione, di stati d'ansia, di manie di persecuzione. Signore Gesù, dentro le tue piaghe trovino un rifugio. C'è un terzo chiodo, Signore, nei tuoi piedi. Ti vogliamo affidare tutti i nostri fratelli defunti, soprattutto coloro che hanno più bisogno della tua misericordia. Ti vogliamo affidare in modo particolare i defunti per morti violente, per morti inspiegabili. Ti vogliamo pregare, Signore, per tutti gli agonizzanti che in questo momento si stanno preparando ad incontrarti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Un ultimo saluto, Signore, prima di calarti dalla croce. Lodiamo la tua Santissima Madre, a colei che assiste nel Calvario alla morte di Gesù. Da che Gesù fu preso nell'orto, i discepoli l'hanno abbandonato, ma non lo ha abbandonato Maria. Ella assiste sino a vederlo spirare davanti ai suoi occhi. Signore Gesù, spesso fuggono le madri dalla vista dei figli, fuggono quando li vedono patire e non possono aiutarli. Spesso non hanno la forza di soffrire tale pena e perciò fuggono e vanno lontano. Maria rimane lì, aiuta le mamme. Madre addolorata, accompagnaci nel cammino della vita, accompagnaci anche quando nella nostra vita si farà presente la croce, si faranno presenti esperienze di morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Stanno aspettando a noi.